Mi sono presentato qui come responsabile del personale della Sardex. Ho avuto un'occasione importante, quella di confrontarmi non solo con altre aziende, grosse aziende sarde, ma soprattutto quella di confrontarmi con i ragazzi, le nuove persone che entreranno nel mondo del lavoro, i nuovi giovani, quelli che comunque sia vogliono inserirsi e non hanno avuto la possibilità finora di farlo. Ho notato durante la giornata un confronto diretto, molto vivo, acceso, dove i ragazzi ci hanno posto diverse domande dove noi abbiamo dato del nostro meglio, cercare delle risposte, rassicurarli, tranquillizzarli e dirgli che là fuori c'è una società semplicemente che li sta aspettando. Non c'è il candidato ideale, questo lo sappiamo, c'è semplicemente una corrispondenza tra le caratteristiche di un soggetto e il ruolo ricercato. Quello che abbiamo voluto fare è spiegare a questi ragazzi che comunque sia questa giornata doveva essere proficua per loro, presentarsi a un colloquio di lavoro senza emozioni, semplicemente non tesi in questo senso, semplicemente se stessi, così come sono nella vita, perché le maschere cadono e cadono alla terza frase, quindi è meglio presentarsi in modo sereno, è meglio cercare di ottenere un risultato così, nel migliore dei modi, semplicemente vivendo la giornata al pieno delle aspettative. E oggi abbiamo fatto insieme una nuova tappa di Panorama Carriere, è un progetto che è nato da quest'anno con l'inserimento della sezione lavoro dentro il tour di Panorama d'Italia, e dove HRC ha potuto portare anche qui il contributo raccolto dei messaggi, dei suggerimenti di orientamento per tutti i ragazzi del territorio di Cagliari. E insieme abbiamo provato a capire meglio quali sono un po' le dinamiche, i segreti di chi si occupa di risorse umane dal punto di vista del processo di selezione, ma insieme abbiamo anche lavorato per sistemare i propri profili dal punto di vista del curriculum, dal punto di vista del proprio profilo social, dell'autovalutazione e tutto quello che riguarda il bilancio delle proprie competenze.